Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio a 5 e futsal. Siamo al Palacanino di Altofonte per seguire la sfida tra Athletic Club Palermo e Atletico Monreale. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre, per entrambi gli obiettivi. Da una parte l'Athletic Club Palermo, quarto in classifica, 22 punti totalizzati nelle prime 13 giornate, mentre l'Atletico Monreale che si trova al 12° posto, 7 punti, quindi una classifica tutta davanti da risalire. Adesso le squadre si stanno raccogliendo. L'Athletic Club Palermo si schiera con Giovanni Mazzola, numero 30 il portiere, Giuseppe Lo Bianco, Alessandro Giuliano, Umberto Vallecchia, Giovanni Tozzolino, Francesco Tuvè, Emanuele Fiorentino, Marco Davita, Giuseppe Virzì, Paolo Di Cara e Favaloro. Questo è lo schieramento dell'Athletic Club Palermo. Adesso l'Atletico Monreale si scatta la consueta foto pre-partita, mentre l'Atletico Club Palermo, che dovrà fare a meno di Miosi in panchina, si schiera subito nel campo. Aspettiamo solo il fischio dei direttori di gara. Aprirà le danze l'Athletic Club Palermo con Alessandro Giuliano sul punto di battuta. È iniziata adesso Atletico Monreale, Athletic Club Palermo, con la formazione palermitana che subito muove il pallone, allontana Vincenzo Sgarlata. Match fondamentale, come dicevamo nelle pre-gara, per la formazione oggi in tenuta bianca, soprattutto dopo l'ultima partita terminata in parità con le T-Niners. Subito uno squillo per l'Athletic, il tiro finito di poco a lato dalla porta difesa da Norfo. Oggi sostituisce Toni Di Costanzo assente, e dato subito un'occasione dall'altra parte con l'Atletico Monreale ad un passo dal vantaggio, con Francesco Lo Giudice, l'ex San Martino, firmato 5 gol in stagione. Adesso l'Athletic Club Palermo che riparte con quest'altra opportunità, è il miracolo di Norfo sul tiro di Giuseppe Lo Bianco. Grandissimo intervento da parte del portiere dell'Atletico Monreale. Adesso si lotta vicino alla nostra postazione, il tocco all'indietro da parte di Umberto Vallecchia, ma riconquista palla l'Atletico Monreale. Tiene alti i suoi Fiorentino, uno dei giocatori più importanti di questa squadra. Tanto ripartenza Athletic, altra opportunità, il tiro da parte di Giuliano che termina fuori. Match subito apertissimo, con tante occasioni da una parte e dall'altra, soprattutto Casa Athletic. Rimessa laterale Atletico Monreale, rischia di perdere il pallone Salamone, si salva in rimessa. Giro palla dell'Athletic Club Palermo che prova ad uscire dal basso, recupero alto dell'Atletico Monreale e conclusione in porta da parte di Sgarlata, uno dei nuovi acquisti che si è sbloccato subito con un gol arrivato dal Palermo Calcio a 5. Tanto sempre Atletico Monreale che pressa alto, Athletic Club Palermo che riparte con Giuliano, opportunità e gol
il primo della partita dell'Athletic Club Palermo, con Giovanni Tuzzolino che firma il suo 19° centro in stagione. Subito vantaggio ha preso in ripartenza l'Atletico Monreale, l'Athletic Club Palermo è meritatamente andato in vantaggio. Giannorfo ci ha messo una pezza in più di un'occasione per tenere in equilibrio il risultato, poi l'Atletico Monreale qualche opportunità l'ha avuta. Segnaliamo che il bomber Maccaluso è in panchina, l'Atletico Monreale potrà sicuramente subentrare. Ricordiamo che nel futsal gli ingressi in campo sono volanti. Tanto gioco fermo, fischia un calcio di punizione il direttore di gara a favore dell'Athletic. Ricordiamo che dopo 5 falli si va dal dischietto del tiro libero. Ancora Athletic che amministra il gioco con Vallecchia. Giro palla quasi all'indietro dall'Athletic che si prende dei rischi. Squadra di Miosi nel suo percorso ha dimostrato di avere delle trame di gioco fluide e tangibili. Ancora Athletic, Giuliano prova a prolungare, occhio perché deve uscire Norfo, spazza la palla, pressione altissima di Umberto Vallecchia. E allora vediamo questa rimessa laterale battuta subito all'Athletic. Giro palla dei nero rosa oggi in tenuta bianca ed escono bene dal pressing, ci mette una pezza con i piedi Norfo. Atletico molto basso nella gestione della palla, pressione forte dell'Athletic Club Palermo. Adesso ci sta che Giuliano la recuperi, poi prende una botta in pieno volto. Giuliano per vie orizzontali, servito Vallecchia che con un dribbling torna indietro da Tuzzolino. Ancora palla per Giuliano, forse c'è stato un fallo, no, per i direttori di gara. Perdica calma Francesco Lo Giudice. Proprio l'Atletico Monreale gestire adesso questo pallone con Pasta che poi lo gioca la sgarrata. Possesso lento con Salamone, prova a ripartire l'Atletico Monreale, il recupero di Tuzzolino. Vallecchia subisce fallo e quindi altro calcio di punizione. Tuzzolino prova ad andare l'Athletic, gestione del pallone affidata a Vallecchia che si prende più di un rischio. Rimessa laterale in favore dell'Atletico Monreale, palla giocata all'indietro e poi per vie orizzontali arriva Lo Giudice, scambi veloci per il fanalino di coda. Poi c'è un contatto lieve a centrocampo, non falloso. Quindi Atletico Palermo che gioca questa rimessa laterale. Vallecchia torna indietro, poi Giuliano riceve questa verticalizzazione, scambi velocissimi della squadra di Miosi. Ha provato ad andare uno dei dribblomani più forti che a questa squadra, chiama lo schema da fuori mister Miosi. Uno schema, Tuzzolino ha cercato il secondo palo, chiamata un'irregolarità nella battuta e quindi Atletico Monreale che nuovamente prende campo e avanza. Atletico compatto dietro e poi arriva il gol dell'Atletico Monreale con la rete di Massimiliano Pasta, segna il gol dell'ex. Ha firmato più di 53 gol con la maglia dell'Athletic Club Palermo in circa 5 stagioni, è il suo 7° stagionale con la formazione azzurra e quindi cambia nuovamente il risultato al Palacanino. 1-1 il punteggio, è andato ad un passo dal raddoppio l'Athletic Club Palermo. Scusiamo per il gioco di parole tra un Athletic e l'altro.
ma sicuramente i nero-rosa hanno tutte le carte in regola per ritornare avanti. Si prospetta una gara piena di gol e di occasioni. Ecco appunto quest'altro tiro da parte di Lo Bianco e c'è il contropiede dell'Atletico Monreale. Altre opportunità, può passare avanti il miracolo di Mazzola e da 2 passi l'Atletico Monreale si divora il gol con lo giudice, si salva l'Athletic Club Palermo. Altra palla sempre per i piedi di Pasta, ex atteso, gira molto bene la formazione di Macaluso, poi l'Athletic Club Palermo prova a ripartire, Pasta si immola e guadagna. Calcio di punizione da buonissima posizione, siamo molto vicini al tiro libero, ma Mazzola avrà diritto alla barriera chiaramente. Pasta ancora a terra, autore del gol dell'1-1. E quindi colui che sta decidendo la sfida per i suoi. Adesso vediamo chi si incaricherà di battere questa punizione. Sembra proprio Francesco Lo Giudice. Ha fatto ben 25 gol l'anno scorso. L'ex San Martino. Col mancino Lo Giudice, il piazzato fermato da Lo Bianco, prova a ripartire Tuzzolino, il contropiede veloce all'Athletic Palermo, ancora palla per l'ex Villauria, fermato e quindi altro ribaltamento di fronte con l'Atletico Monreale che gestisce. Lo Giudice chiude gli spazi l'Athletic Club Palermo, ma l'opportunità arriva lo stesso sui piedi di Lo Giudice, si oppone Mazzola con i piedi e concede corner all'Athletic Club Palermo. Grande prova di forza del fanalino di coda che in questo mercato si è rinforzato parecchio e vuole a tutti i costi ottenere un risultato importante. Altro tiro murato da Giuliano che tiene alti i suoi, ha provato la palla lunga Norfo, Mazzola l'ha fatta sua. Lo Bianco porta palla, ha visto il movimento di Giuliano ma non è riuscito a premiarlo. Ripartenza Atletico Monreale con la traiettoria disegnata dallo Giudice, ma finisce sul fondo la sfera ad un passo dal vantaggio l'Atletico Monreale. Palla fuori, si difende con compattezza la squadra di Natale Macaluso e soprattutto distribuisce gioco in verticale molto bene. Adesso prova a reagire l'Athletic con questo tiro da parte di uno dei giocatori più pericolosi che ha già inciso, Tuzzolino, uno che di esperienza ne ha da vendere in queste categorie. Poi il recupero alto di Lo Bianco, non sembrava fallo, calcio di punizione in favore dell'Atletico Monreale. Deve stare molto attento invece l'Athletic Club Palermo. Pronto a battere questa punizione Andrea Lupo, da poco entrato. Pronto uno dei nuovi acquisti arrivati quest'estate. Ricordiamo l'Atletico Monreale è una neopromossa dall'Ac2 all'Ac1 e ha confermato in blocco buona parte della rosa che ha vinto sia il campionato che la Coppa l'anno scorso. Intanto altro tiro di Tuzzolino, prova ad accendersi il 6. Avanza a Pasta, tocca all'indietro, gestione della sfera non perfetta dall'Atletico Monreale e quindi Athletic Club Palermo che effettua la prima sostituzione, anzi forse ne fa 2 in un colpo solo, perché escono sia Lo Bianco che Vallecchia. Tanto subito un'occasione per i neoentrati. Sono entrati in particolare Francesco Tuve, giocatore esperto di 42 anni dell'Athletic Club Palermo. L'altro ad entrare è uno dei totem di questa squadra, Emanuele Fiorentino, l'anno scorso campione di C1 con la Mistral Carini, che può sicuramente dare una grossa mano alla formazione palermitana, che ha appena guadagnato rimessa laterale.
l'ha già data una grossa mano in tutto l'inizio di stagione. Già siamo alla 14ª giornata e l'Athletic deve capire se potrà consolidare almeno i playoff. Intanto Tuzzolino ad un passo dal 2-1. Costruisce l'Atletico andando direttamente in verticale. Tanto la gente è appoggiata sulle ringhiere, non ci aiuta a vedere tutto il campo. Tuzzolino allarga il gioco, è appena entrato Fiorentino, fa 2-1 il gol di Emanuele Fiorentino, il sesto per lui in campionato. Torna avanti l'Athletic Club Palermo al Palacanino. Quindi amministra il gioco l'Atletico Monreale con questo possesso. Subito un'opportunità per tornare in parità. Badalsodo. Fiorentino mettendo il pallone in fallo laterale. Poi altro tiro di Macaluso, anche lui è entrato adesso. Bomber storico di questo Atletico Monreale. Poi va giù malamente. È appena entrato Giuseppe Virzi. Tanto ancora Atletico Monreale che adesso preme nella metà campo dell'Athletic Club Palermo. Occhio a questo tiro doppio, il tentativo da parte di Sgarlata. Gioca bene l'Atletico Monreale, palla al limite, ancora Macaluso si offre come una soluzione, prova ad andare all'1 contro 1, non deve rischiare su Tubè, palla per Pasta, gioco allargato, sì, moda Mazzola su Sgarlata e palla fuori. Palla ancora per Pasta, tocco per Macaluso, fallo ai suoi danni, rimane a terra il 9, sembra accusare un problema non troppo serio, ma è comunque fermo a terra. Occhio a questa palla, un cambio di gioco. Riparte dal basso l'Athletic Club Palermo, subito a cercare Virzi, messo pivot da quando è entrato. Gira palla invece la formazione azzurra con un grande ritmo. Sgarlata si propone bene in avanti, ma calcia alto il 25, non trova la porta. Giocatore arrivato al Palermo calcio a 5, sempre in questa categoria, la C1. Tanto ho provato un cambio di gioco, Tuzzolino prova ad andare invece per vie centrali, quasi riesce a sfondare Andrea Lupo. Rimessa laterale per l'Atletico Monreale, cercato Macaluso, non ci arriva il 9. Tuvè, Mazzola, quasi non se l'aspettava. Portacampo, pensa a cercare Virzi, lascia la porta vuota e quasi viene beffato dal tiro di Sgarlata. La gioca subito il portiere ex Città di Palermo, ma c'è un giocatore dell'Atletico Monreale a terra. Si lamenta Sgarlata nei confronti del direttore di gara. Un risultato pesante, però fa parte del gioco del calcio, i ragazzi devono crescere in fretta, abbiamo incontrato una grande squadra, c'è poco da dire, i ragazzi non si sono fatti trovare pronti, ma ripeto,
questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario, un percorso straordinario, perciò non posso che essere soddisfatto. È normale, la sconfitta pesa, dobbiamo subito digerirla, non sarà facile digerirla perché comunque loro sono abituati a giocarsela diversamente, però fa parte del gioco. Capitano queste giornate no, oggi è stata una giornata no, anche le molte assenze hanno inciso, ma ripeto, il gruppo è forte e coeso, deve continuare a lavorare, pazienza. Qui siamo tutti dopolavoristi, perciò oggi hanno dovuto prendere giorni di lavoro, è stata una spesa importante per la società, però l'abbiamo vissuta serenamente, come anche un premio per il campionato che stiamo facendo. Perciò niente, che devo dire, dobbiamo subito rimetterci al lavoro e pensare a condonare questo brutto risultato e pensare alla prossima. Il progetto nostro è la salvezza, siamo lì terzi, è ovvio che siamo lì, balliamo, però ci sono corazzate importanti come Piana degli Albanesi, come Vittoria del nostro girone, Avola, insomma sono squadre attrezzate per vincere. Di conseguenza noi siamo lì, è normale che giochiamo sempre, scendiamo in campo per giocarci la partita, per imporre il nostro gioco, delle volte ci riesce, delle volte un po' meno, però ce la giocheremo insomma fino alla fine, alla fine dell'anno tiriamo le linee. Ottime impressioni, tanti nuovi compagni con cui non avevo mai giocato e tanti invece vecchi amici che vengo a ritrovare con tantissimo piacere. Adesso invece parliamo un po' della partita, perché in un primo tempo forse non ottimale della tua squadra, un risultato di 0-3, poi però il tuo gol ha riaperto la gara. Ti chiedo quindi quanto è stato importante fare quel gol in quel momento e poi di commentarcelo. Sì, ti posso dire intanto che è stata una bellissima partita. Sapevamo che era un'ottima squadra, anche perché abbiamo chiuso il girone di andata in 4 come stesso punteggio, però per differenza reti diciamo che siamo noi sopra, però sapevamo la forza del Marsala e sapevamo che veniva a fare una grandissima partita, anche perché i punti parlano chiari. Poi pronti via subito 1-2, 3-0, però siamo stati bravi a riprenderla e a essere soprattutto poi lucidi all'inizio del secondo tempo e a credere nelle nostre potenzialità. Nel secondo tempo cosa è successo? Perché è stata una squadra decisamente differente, negli spogliatoi forse tu, ma anche qualche altra figura di esperienza, avete detto qualcosa in particolare o frutto del caso? No, queste cose non vengono mai frutto del caso. Io penso che quando tu prepari le partite in settimana e vedi gli elementi che tu c'hai in squadra, basta semplicemente trovare quella scintilla, quel gol del 3-1 per far capire, di far tornare la calma e riprendere la partita in mano, perché sapevamo che anche se sono un'ottima squadra noi lo siamo anche ancora di più. Adesso questa è stata la 12ª giornata del campionato di Serie C2, ti chiedo, ci sono 3 squadre a quota 28, Figarazzi, Merlo e appunto lo Iato, invece Città di Marsala rimane a quota 25. Credi che magari questa squadra con questa sconfitta possa anche un po' allontanarsi dalle altre 3 oppure no? Allora ti dico di no, perché secondo me è una squadra che oggi viene qui e impone il suo gioco e si porta sul 3-0, però poi ovviamente grazie alla nostra bravura la ribaltiamo, non può mollare un campionato alla 12ª, anzi credo che poi in casa farà il suo dovere e magari farà dei punti che la rimetteranno sicuramente in gioco, perché È iniziata adesso la ripresa tra Atletico Monreale e Athletic Club Palermo, risultato come possiamo vedere di 1-4, una bella partita fino a questo momento, soprattutto per le occasioni prodotte ambedue da parti, un risultato che è un po' bugiardo, sponda padroni di casa, avrebbero sicuramente meritato un gol in più per quanto fatto. Chiaramente l'Athletic Club Palermo sta facendo valere la sua superiorità tecnica in termini di allestimenti alla rosa, perché è vero che l'Athletic è stato ripescato quest'anno dopo la retrocessione sul campo dell'anno scorso, ma in termini di investimenti, di mercato, di rosa costruita, si parla di una squadra importante fatta per almeno andare ai playoff e sognare. Chiaramente ci
Ci sono squadre che fanno un campionato a parte, come lo Sporting Alcamo, che danno 10 lunghezze all'Athletic, poi c'è il CUS a -3. Quindi almeno per quanto concerne il secondo posto, l'Athletic Club Palermo può fare qualcosa. L'obiettivo principale è quello di andarsi a prendere il 3M, che ha espugnato il campo l'Athletic Club Palermo. 3M ha una sola lunghezza e che in questo sabato a breve giocherà contro il CUS. Una partita che vale tanto, sono tante le partite che valgono punti pesanti. Intanto ha provato una conclusione Giuliano, intanto prova ad andare lungo, pasta alla protezione di Lo Giudice, esce bene Mazzola, la ripartenza dell'Athletic Club Palermo con Tuzzolino che manda fuori un avversario, poi Giuliano si immola e si salva come può Salamone. Tuzzolino per vie orizzontali, provato a fare uno scambio veloce ma non è andato. Ancora Atletico Monreale con Pasta. Il tiro da fuori. Ancora Tuzzolino che insiste, prova ad andare. Sgarlata. Calcio di punizione. Compatto l'Athletic Club Palermo. Atletico Monreale che deve cercare di approfittare di questa punizione. Ha provato a cercare l'incrocio dei pali. Salamone ci è andato vicino. Tanto prova ad andare subito con personalità Tuzzolino. Fallo da parte di Giuliano ai danni. E neanche ammonito ai danni di Norfo. Tanto altri riscaldamenti per la panchina dell'Athletic Club Palermo. Riprende il gioco Monreale che imposta. Lo giudice Pasta aspetta l'Athletic Club Palermo. È chiaro che il secondo tempo chiamerà gli azzurri a una grande impresa. Chiude tutto Giuliano. Tuve. Tuzzolino prova ad andare ancora. Tuzzolino! E arriva anche il 5-1 dell'Athletic Club Palermo. Prova a dilagare sulla squadra di Miosi. È stato bravo Tuzzolino a calare la sua tripletta personale. Aggiorniamo il tabellino, quindi ancora la pressione dell'ex Villauria che adesso prova ad accendere con più convinzione il suo talento. Tanto controlla Lo Giudice, va a cercare Pasta, libera Vallecchia. Mazzola, bel giro palla dell'Athletic Palermo, adesso prova a giocare con un po' più di brillantezza visto il risultato strattonatissimo qui. Il
protagonista assoluto di questa partita, che è Giovanni Tuzzolino, classe 98, uno dei profili più importanti, l'abbiamo detto a più riprese, di questa categoria e soprattutto di questa squadra, oltre ad esserne capocannoniere. È vero trascinatore e anche fascia di capitano. Intanto qui ha salvato miracolosamente Vallecchia, altro contropiede col tiro di Tuve, l'opposizione fondamentale di Pasta. Tanto le indicazioni mister Miosi sui cambi da effettuare. Arriva questo tiro direttamente dalla bandierina, anche se il futsal manca, è comunque un calcio d'angolo. Però ad uscire dalla pressione Atletico Monreale senza buttare via la sfera, ancora lo giudice aggredisce forte, addirittura con 3 uomini l'Athletic Club Palermo. Cercato Pasta, trovato Vallecchia, può ripartire tanto. Altra interruzione di gioco con Sgarlata e Vallecchia che si dicono più di qualcosa. Solino, il lancio in avanti di Fiorentino, ancora l'8, va per vie orizzontali, chiuso. Va per vie orizzontali, affidandosi anche a Mazzola, che va fino in fondo, il numero 30, anche se sul ruolo del portiere si sa che a futsal giocano tutti e 5. Ancora Tuzzolino, prova a cercare l'incrocio, palla fuori, chiama la pressione Miosi, ma l'Atletico Monreale va subito al sodo cercando la verticalità. Poi forse c'è un fallo da parte di Sgarlata segnalato dal direttore di gara. Prova ad accendersi con convinzione Fiorentino, ma lo giudice fa buona protezione alla palla. Poi Pasta per vie orizzontali, il recupero alto dell'Athletic Palermo e poi il tiro di Giuliano che viene deviato da Norf, quindi calcio d'angolo in favore dei Nero-Rosa che conducono il match 1-5. Altri cambi in programma per gli ospiti. Atletico Monreale ancora una volta alle strette, che sta rivedendo i film un po' di questo inizio di stagione dell'andata, anche dove l'Athletic Club Palermo i 5 gol glieli ha fatti pure all'Atletico Monreale. Però oggi siamo solo a inizio ripresa, occhio a questa iniziativa degli azzurri. Poi prova ad andare Fiorentino, lotta il numero 8, gira palla in Monreale. Buona trama di gioco con la palla che arriva allo giudice, ma l'importante salvataggio di Mazzola. Calcio d'angolo, altre indicazioni di Miosi per i suoi e per la sua panchina. Occhio questo tiro di lo giudice, non ci arriva Fiorentino, poteva ripartire in quel caso l'Athletic Club Palermo. Ha provato un tiro Pasta, ma è stato deviato. Occhio perché Tuve regala una giocata per vie centrali. Ancora Pasta al limite, il tiro da parte di lo giudice. Adesso sia lui che Tuve si spiegano. Fischia il direttore di gara, andando a richiamare Tuve e lo giudice.
confronto tra Miosi e Tuzzolino. Quella che esce è stato cercato immediatamente Di Cara. Intanto Fiorentina ha provato questa verticalizzazione, poi arriva il tiro da fuori di Lo Giudice. Mazzola va direttamente in verticale, grande scivolata di Capitan Giovanni Salamone. Fiorentino libera tu. Possiamo sentirlo mister Miosi che chiede di non forzare i suoi ragazzi dietro. Fiorentino sbaglia il passaggio. Poi la verticalizzazione di Lo Giudice. Bene. I giochi. Bella azione da parte di tutta la squadra di Natale Macaluso. Quindi aggiorniamo ancora una volta il tabellino. Non ha sbagliato Salamone. Adesso prova subito ad andare in avanti. Atletico Monreale galvanizzato dal gol fatto. Occhio a quest'altro tiro di Sgarlata deviato. Occhio a quest'altra conclusione. L'Atletico Monreale è molto pericoloso, però l'Atletic però a giocare di rimessa non ci è riuscito Tubè. Rientra Macaluso, esce Pasta, ha fatto l'assist per il gol di Salamone. Ancora il 4. Lo Giudice. Pensa al tiro, Murato. Rimessa laterale. Prova ad andare in qualche modo Lo Giudice, ma si deve accontentare della rimessa laterale. Intanto c'è stato un contatto, non sembrava falloso. Macaluso verticalizza Sgarlata, prova a giocare al limite, si lotta, ancora Sgarlata, alza in mezzo il pallone e prova a ripartire l'Athletic. Macaluso riconquista e fa 5-3. Macaluso riapre le speranze. È chiamato subito time out dalla panchina dell'Athletic, ma è 5-3 il parziale. Sono 12 stagioni da